Questa attività è stata realizzata con s'aggiuto della Regione Sarda, in prentas 2020-2021, lei regionali 22, de su 2018, articolo 22. In sa puntata de oggi, eus andai in isa regioni de su Guilcer e de su Baricatu, in su centro de sa Sardegna. Eus a comenzare de su sarto de Paulle, a ricumera de testimonius de s'età nuracesa. In Gunisi, eus a fai visita su Nuraci Lucherras, uno dei sprumannus e mellus allogaus de dottu Sisula. Sgavau già ess'inghizio de su 1900, de s'archeologo Antoni Taramelli, è stato uno dei primus a esistenti obiettivo a sa luce de maniera scientifica. De Ingunisi, eus andai a viri, in su comune de Bilarzi, sa biddicedda de Zuri e sa gresia romanica de Santuperdu, sciusciata e torrata a fare a s'inghizio de su 1900, in uno luogo brusarto, po no esse accarraggiata de s'acqua de su lago Modeo. Po accabai, se osamo sta in sa propria zona, sa diga de Somodeo, sa brummanna d'Europa, in su territorio de Eula Tirso, e su chiavarra de sa domu de su dirigitori. Benegu nosu. Su sartu de Baulle, in sa regione storico-geografica de su Guilceri, dunque in sa Sardigna centro-occidentali, est uno de prus arriccus de monumentus de dadi nuragesa de dottu sa Sardigna. Ma non funti scenti peras, funti proprio beni allogaus. Conosceus proschidottu su puzzu sacru de Santa Cristina, a undi doiesti uno templo dedicato a su culto de s'acqua, con su novenario, sa gresia mesuevali, un nuragi e pure una bidda de dadi nuragesa. Un altro nurage, sicuramente bene allogau, è uno dei prumannus de dottu su sartu, ma pure de dottu sa Sardigna, esti su nuragi Lugherras. Su nuragi Lugherras, d'antifattu in un artuprano de 300 metri su d'artaria, con una base de perda vulcanica su basartu, che è una des perdas prus adattas po vae monumentus nuracesus. E stetiu sgavau già a partire del 800 de Stombarolus e a gente che ari abitau questo luogo scoperendi mera Lugerras danti donau proprio questo nome, ma agora vi sicuro quale è l'altro motivo. Su nuragi Lugerras est un nuragi
compresso o polilobau. E stannai che non tengono scelti una durri, ma pru de una durri. Sa primo vasi de costruzioni da gattauso plus o manco in su 1700 a.C., quando antivatto sa durri principali, sa durri proprio centrali. Agora è uno scanto de annus danti a Magnata, fadendi proprio un bastioni con 4 durrisi perimetralisi. In s'ultimo vasi, invece, anti decidio de vai un muro de cinta, chi narausu antemurale. Questo antemurale tenneri 6 durrisi. Bieso scetti uno scanto de vilarisi, poi questa sperdas da Santi Overanza, a partire da su 1820, con sedito de schiudendas, proprio può fare tutto questo muro sabullu che bieso spainaso in susartu. Ma sapete, sono ragi attento pure sa vasi punico romana, quando antivattu, i sadurri principali, uno tempio dedicato ai divinidadisi de Demetra e Core. Norta che su superau su passadizzu, s'agattausu in su cortili centrali. Questo cortili teneri una forma de mezzaluna e poteva subire commenti sperdasa, pure a forasa, tenenti mancai questo andamento che tendere a si serrai a vello chi arziauso. Però su cortili, commenti sa maggioria dei scortilisi dei nuragisi, fianta a cielo aperto, o forse si du su serranta contro un cuso dell'inna o cannasa. Una cosa che ari spantau, si studioso su vunti queste incisioni, che biesi noi. Po uno scanto de studiosos funti arrastus de saratru mancai un perau in su neoliticu e agoa antipicau questa perda ed antiposta in noi in età di nuracesa. Un'altra teoria affascinante che vari a ragionare mera gli studiosos e gli appassionaus è stigussa dessa scrittura nuragica. Difatti come ti vuoi esibire parenti proprio sinuso de alfabeto, ma questa ora parraivo ancora uno scanto de annus un misterio. Un'altra cosa interessante, sempre a intro su de su cortili, è la presenza di un uvuzzo di 3 metri, plus o manco, di profondità, che ha scavato l'archeologo Antonio Taramelli. A regorasu ga su nuragi esti stettiu su de tresi, nuragi sgavausu scientificamente de sa Sardigna. Su primo stettiu su nuragi losa in Abbasanta, su secondo su nuragi chi teneusu in Sallighera, che dinanta nuragisi Palmaera, e in sul 1906 l'archeologo Antonio Taramelli abboga a pillu tutto questo complesso. In su puzzo antiagattau testus e broinas de sedadi e su ferro, che diventa proprio in su fondo del suo puzzo, probabilmente da santi imperadas proprio po' a rituali de fondazioni del suo puzzo, ma forse si proprio dedotto su nuraci. Forse si a intrus su 1500 a.C. decidinti de ammagnai su nuraci e fainti prima di tutto un muro de contenimento. Forse si può sadurri principali su mastro vi era cominciando già a presentare uno scanto dei problemi e dunque anti torrava a fasciai su muro de sa parti sud de Sonuraci. Ma noi entrau su bobiri che le punti particolari di questo edificio. A commenti dotto sa maggioria dei nuragisi de sa Sardigna, pure questo de Lucerras tenneri s'intrada orientata a sud. Forse si voita viera a reparare de su entuestu o forse si voita dengunisi entrare a prolugisi. Ma sa cosa
più interessanti esti sempre s'architravi, questa perda beni travallara e manna, grai uno scanto de tonnellatas, che si narra ragasesu proprio a s'entrata de s'apposento principali. E in pizzus de s'architravi doiessi questo stampo, chi s'archeologus zerrianta ventana de scarigu. Insando su uno scanto di archeologus serbiera effettivamente può scaricare su peso de ispertas che viant in sfilaris dei pizzus e dunque se evitai che su peso andare a gravare su questa perda scendida. Quattros invece serbiera semplicemente può entrare sa luci in sussozizio de stadi e illuminare sa parte più interna del s'apposento. Poi entrai a intrus de Sadurri de peus passai po gusto passadizzu, che tenneri sa bovida a ogiva. Bolinai che ispertas in ocipuru tenniti a si slangiri finzas a fare un arco a sesto acuto. A metà di questo passadizzu tenes una nicchia a mano diretta, una nicchia zurpa, non sceuso a ita serbiera, poi Giovanni Lilio, che è stato uno dei sprumanus archeologus espertus della civiltà di Nuragesa, in oggi dove vi era su Sordau, che depiera controllare chi in entrata. Poi altri invece serbi scetti su scarico de su peso de i murus. A mano manca invece teneus su vano scala, dunque de noci partenti scalinus che portano a ispranus de pizzus. A regoraus che tutto in uragisi, teniant su manco dus apposentus, uno de terra e questo del suo primo piano. Altrus arribant vinzas a tres apposentus postus uno in pizzo esatto. E poi si cheus a camminare può entrare proprio in su coro del su nuragi. Sa magia dell'architettura nuragesa da voreus apprezzare miellus quando seus proprio a intrus. E noi bieus sadolos. Sadolos est sa tecnica che consiste in ponni, perdas, mannas a aneddu, che vunti sovrapponnidas a vello che si arziara. D'ogna filari di essere po' 1 centimetro, finzas si serrai completamente con una aperta. Questo apposento è stato più o manco 8 metri, ma de peso considerai che sa terra che doiesti noi a onde siamo camminando sesti accumulare in suo tempo, dunque forse sì in origini s'apposento vi era più sarto. Un'altra cosa denai è che tutto ispertas mannas ghibiesi non funti proprio accappiatas bene su una satra, ma due funti biesi lineas a undi ci funti perdas propiticheddas e terra. Doiesti una teoria affascinante mera che biri sa presenza de s'affardassamento in i murus di a intrus e in i murus di a foras. A intrus può isolare mellus sa struttura e poi evitare che questa sperdas viticheddas andarruiant scendi su nuragi. Sempre intrus de s'apposento principali tenesu altra due nicchias, una che esti sul lato di Oprecidrojo e s'altra invece a descurica drojo. Funti nicchias artas plus o manco 2 metrus e non ci puro i studiosi si dividenti, cesti chi pensano che tenenti scetti una funzione simbolica o religiosa, poi altri invece viant a repostigli su poponni mancai zirus con entro su drigo. Dipende sempre chi vuole subire una funzione sacra del sonuragi o una funzione militare o mancai
c'è sigarincunu che pensa a una polifunzionalità, dunque dove essi sia cosa sacra che cosa militare che cosa civile. Poi sciuso che sa Dolos, Nuragesa, est sa prus antica del su Mesoterraneo. I scavus archeologicus anti Amostau che in Uragisi funti prus anticus de Istolos che doi funti a Micene come sa tomba di Agamennone de assumancu 3 secoli. Dunque sa teoria che biera s'arribu dessa tecnica dessa Dolos dessa Grecia e si sbagliata e qualcuno penserà chi si era invece proprio simpressi. Partiendi po una scala che passa entro dei murus e chi tieni sa fromma de nusizi corro arribaus a su secondo brano. Sa perda a un disiodeo e si sa perda chi serra sa Dolos del s'apposento che doi est in bascius. E in oggi puru s'apposento via serrao con sa tecnica de sa Dolos. Ma se sti sciusciao, commenti se sti sciusciao, su brano che figura in pizzus. De noi però, poresu già comprendi quali essi sa visuali manna che doi esti in giro de sonuraci. In su capessuso già cominciaus a biri su Monte Gonare, Montisi de Soggenargento, arribausu finzas a Sumari, capo Santo Marco in Soristanesu e a Pallas invece a biesu i Montisi de su Montiverro. Sono ragi stati abbandonati in età del ferro per uno scanto de seculus. E in età punica e romana, se uso entro su de su de 5 secoli annantisi de Cristo, vinzas a sedati imperiali a romana, in oggi hanno fatto un tempio dedicato ai divinitatis de Demetra e Core. L'archeologo Antonio Taramelli, in su 1906, ha cominciato a scavare proprio de noi, de Impizzus, e a averlo liberato dessa terra a sa scala, ribendi finzas a vascio. Ma oggi ti era ragattao a rogus de teulas a commenti gusta, che funta sacrobettura del suo tempio. Un tempio a undi s'archeologo ha regattao ossus a bruciaus de animalis, dunque manca vastus a ritualis, lugerras che hanno donato su nomini ad otto sonuragi e a brucia profumus con sa conca de Demetra e Core. Demetra e Core funt due divinidades accappiadas a sa fertilidade, a sa messaria, che in Sardegna hanno dentro fortuna manna, spezia in età punica e in età romana. Su mito si narrerà che Core fiera sa villa de Demetra, sa divinidade de sa messaria, e una dì sa divinidade de s'inferru ade, che si fiera innamorato de Core, da vigara e da portare con issu in s'inferru. Sa mamai disperata comincerà a piangere e tutto comincerà a si siccare in sa terra. Dunque sa decidere di calare in s'inferru poi ciccare sa villa e da ciccare proprio con una lucerra. Difatti sa statuetta de Demetra rappresenta sa divinidade che tenniri una stearica, una lucerra e porta a coa un procededdu che è un altro simbolo de fertilità. A goa de uno scanto de tempus, onde si viera sicchendi tutto in essa terra, decidere di intervenire un'altra divinità, sa prus importante, Zeus, che ci cara de convinci ade a tornare a donare sa villa a Demetra. Ade a consentiri, ma prima deve andare Core
decidi di donare una renata che è stergara, magica, che da costringere a tornare po' 4 mesi a Sannu e sempre in Sinferro, vunti i 4 mesi del suo sierro. Siamo in Sannu 1917 e il governo italiano decide di fare una diga per produrre energia elettrica in Subarigadu, regione a un disagattauso, e per acquai su Campidano in mesi di Siccagna. Iant affidai su progetto a Angelo Amodeo, che ha ridonato su nomini a Sadiga che è stettia, Sadiga Brumanna di tutta Europa. Ma dove era un problema? Poi in sul luogo, onde gli antadeppi fai questo lago artificiale, dove era un villaggio pittichetto di 20 domus con manco 200 vividori. Insandosu i tanti vatto, danti sciusciao e danti torrao a fregai in un luogo prosarto a un disagattara in euro. In questo villaggio però non dovevano scetti domus, doveva pure una gresia antica mera. Nunca santi decidio de smontai tutta questa gresia, perda per perda, e da torrai a fai sempre in questo luogo prosarto. Se sono questione di questa gresia del Santo Verdu del Zuri. Nosu sceso che questa gresia è stata fatta in anno 1291, grazie a un'iscrizione che doiesti in un impizzusu che questiona lavoro dell'architetto Anselmo De Como. E si narra lavoro che ne viante scommettentisi. Mariano II, giudice d'Erborea, perché tutta questa zona era del suo giudicato d'Erborea, e de Sabadesso operaia Sardigna dell'Accon. Sa gresia è stata fatta con perda vulcanica dei colori a rubio. Tutte queste perdas sono state traballate in maniera perfetta. E sa cosa sicuramente più bella è proprio la questione a capire a sarti. Devunti decinas de perdas che tenenti sculturas. Proprio in scena principali per subire in s'architravi sa Madonna e i Santus. E in sa mano diretta dove si pure una scena biblica, questa de Danieli in mezzo a sa fossa dei Lionesi. Questa gresia, che è longa manco 40 metri, tiene i sabsidi semi-esagonali e tiene pure su campanili, posto sempre a mano diretta. E ora dove punti tutte le incisioni fatte dai fielis a partire dal suo Medioevo fino a tempus modernos. Pensai dove punti i ormas dei pellegrinis, si indicontanta a decinas. Funti cusormas disegnaras dei pellegrinis che rappresentano proprio la forma del suvei e che volentinai deo a posto per noi, e chi la santa e sfielisi quando funta vendi mancai i caminus de pellegrinaggio. Si indicontanta, come ti appunao, meras e funti a intrusu e in forza. Doiesti pure una scena importante, particolari,
est una scena de ballu tundu e da cattaso proprio in sa parte de a Palasa, de sa Gresia, a Manu Manca. In cui si poresu già i biri a commenti su ballo tundu sardu e si accappiao a feste religiosas. Finza a pagu tempus a oi, is pellegrinus o comunque is fielis anti sighiu allassai improntas, sinnus del su passaggio in soru. Biosu puru fusilis disegnaus o biciclettas. Ma mo intraus a intru po biri a commenti e vatta custa che esti una dei scresias arromanicas con parti goticas più bellas de dotto sa Sardegna. A intrusu doi esti saula mononavata, bolinai ca doi esti scetti uno passadizzo, arto come tipo risibiri, con sagrobettura dell'inna. S'absidi, che oggi si esponita a nord, in origini fiada a opregidrojo, commenti sa maioria dei absidi dei scresias arromanicas. E scia sicuro che in su 1336 anti torrava a fare uno scanto de arrogoso de sa gresia, proprio s'absidi che a Singhizzo vi era semicircolari e ecco proprio su 1336 tanto fatto de maniera semi-esagonali. Sempre in s'absidi per subire una monofora de stile gotico e un'altra nicchia a un dia intrus dove essi sa statua de Santo Perdu. Sa luce oggi entrerà de 4 ventanas che punti ai latus e una a s'intrada, proprio in pizzus de Senna. Oggi è di forma rettangolare, ma in origine sicuramente, come ti sceso dei documentus, dove vi era una bifora. Quando questionaus de centroterra de sa Sardegna, su primo pensiero esti a sa Bravagia o a Sogliastra. Scarescendi sighi a due punti altri logus, altre regioni storicas o geograficas, chi non teniti nuda de invidiai. Una de custas esti su Barigado, chi tenni biddas a commenti ula Tirso, Busacchi o Fordongianus. Ma un motivo, po' belli noi esti sicuramente pobiri questa che esti sa diga artificiali prumanna d'Europa. Si è questionando del sul lago Omodeo. Chi pigara su nomini proprio dessi ingegneri, Angelo Omodeo, che diera già pensare in su 1917. L'ingegnere Omodeo attento fortuna mera, poi ritraballava pure in Egitto, poi fai uno scanto di digas in su Nilo. Ma pure su traballo in Sardegna è stato gusto che forse si dà donato sa fama prumanna. I traballi sono venuti seguiti fino a su 1923 e su 28 di aprile del 1924 è stata l'inaugurazione della diga di Santa Clara con la presenza del suo re Vittorio Emanuele III.
Poi vai straballus, pensai, antitraballau più di 6.000 operajos, anti un perau puru prisionerisi dell'esercito austro-ungarico, della prima guerra mondiale. E in oggi ari agattau sa morti traballenti puru sa sorri di Antoni Gramsci, Emma. Quali via sa funzione de sa diga? Poitta antipezzau de davai. Prima di tutto può regolamentare is prenasa de sa riu prumanu de sa Sardegna, su dirsu, eppure può acquai sa pranura de su Campidanu in i mesi de Sicagna, prima di tutto in si stati. Un altro motivo importante è questo che serviva per produrre energia idroelettrica. Difatti si è antavatto in sa diga di Santa Clara proprio una centrale idroelettrica. Questa è pure una curiosità. Gli ingressi su d'uso de Vriaggio del 1941 hanno bombardato un siluro su sa diga, però non tanti per fortuna sderruta. Quando in 1997 venne di inaugurare sa diga Noa, intitolata Eleonora Terborea, m'era scosa che fianta a pillu veniti azzuvadas, a commenti nuragisi, subadenti fossili e pure una domus de Gianas, cussa de Grugos, in su Sartu de Busacchi, che era una dei sconcas de boi più bellas entro de sarti decorativa de Domu de Gianas. Però dove è un edificio particolare che rientra a Domu Duenna che ancora a rinascere a suscitare proprio sa curiosità di sa gente che passa da noi. Ma è vera, sa Domu Duenna, possibilità di fiera sa abitazioni de suddirigitori. Non vi era scelti suddirigitori, ma pure fu su visu capu e is famiglie in soro. Sa domu vieta a dus pranos, con un giardino in giro, un laghetto, un fruttetto e prama. Difatti si ancora si pirica un tronco de prama. A intrusu dove era in soprano de bascio su sa cucina con sa ziminera, un saloni e un apposento a dove era su telefono che fu accappiato con sa centrali del sudirso. In pizzus invece devianta is apposentus po dromiri e zimineras po galentai sul logo. Occasioni delle inaugurazioni, come ti usava prima, vi abbegno sul re Vittorio Emanuele III. Per regolare questo fatto, hanno fatto questa lapide, manna uno scanto di metros con litteras de bronzo, che nomenano sul re gli ingegneri più importanti, gli antitraballau, per questa diga, stanno Angelo Omodeo e Giulio Dolcetta, i sentisi che hanno finanziato questa impresa e pure a sa capo tutte le persone che vi hanno mortas per fare questa diga e per bonificare quest'area.
In su sartu de Sedilu, proprio innantisi de sul lago Amodeo, dove esti un giasso archeologico importante in meta. Questo giasso teneri domus de Gianasa, dunque a parte de su Neolitico, de sa cultura de Santu Miali di Ozieri, finzas a sedadi nuragesa. Difatti si oggi vorrei subire due tumbas dei gigantisi, un nuragi e pure una bidda nuragesa. In prusu dove esti pure un dolmen, e stannai una tomba sempre del suo periodo neolitico. Le tumbas dei gigantisi funti fattas de maniera isodoma. I bollinai. Bollinai che esperdas che hanno imperato po vai sa tumba, funti traballatas de maniera perfetta. Questa perdas che biesi osatro puro, i funti de basalto, dunque una perda vulcanica che è spainata a meta in tutto sul logo de Sedili o Noscetti, funti stettias traballatas con scraffeddus de metallo, bronzo, ferro, arramini, oppure una saperda è tutto, una perda che però deppiaressi più forti, più grai a rispetto a su basalto, dunque forse si uno graccari. Queste due tumbas vunti forse su simbolo, più importanti, non scetti de su giasso archeologico dei Loi, ma dedotto su comune de Sedilo. Funti forse cussa che si funti allogadas a Mellusu, dedotto questa zona. Non funti manas meda, sa primo, che dinanta tomba 1, teniri un passadizzo de prusomanco de 18 metri. E teniri tutto su pavimento lastricao, fatto un perdas sempre de basalto. Ma a sta cosa sicuramente che si spanta da de brusu è sti sennicedda da biesi, pittichedda, traballata e dengunisi ponianta is corpus o is carenas dei mortus. C'è sti denai che is archeologus quando funti arribau su noi hanno gattau scetti uno scanto de destus de argida, hanno gattau prusu is ossus, is scheletrus dei mortus. Però hanno ciccau comunque de da preservai, ponendo in luce tutti i banconi sedilisi che funti in sesedere, in sa parte de ainantisi. E cicchendi de ponni a s'altra parte tutte le altre perdas traballatas che indieniti de sa tomba. Ante gattau pure su sportello de s'entrada, questo che de piera serrai narauso a isi strangios s'entrada in sa tomba. A più manco 20 metri su de noi esabiri s'altra tomba fatta sempre de maniera esodoma. A 20 metri de sa tomba numero 1 dove esti Saddusu. Saddusu esti un pago purmanna, teneri sesedra chi aressi ai larga pruso manco 25 metri e su passadizzo invece sa pruso manco 20 metri. Sesti allogata pro spago de sa numero 1, ma c'è sti denai che sa parte de apparas con s'absidi esti gusa chi biesu mellusu. Tenere proprio perdas traballatas finementi chi si poniti una in pizzo de s'altra che naraso s'aggiudu malta e de ciumento. Questo poi vunti tutti ed uso de tecnica esodoma. Quando arrivasu in noi chiaramente s'immaginazioni volara e torrausu a goa de 3000 anni, pruso manco quando hanno fatto questo monumento. E si veniri in mente tutto su che ha scritto gente come Aristotele. Aristotele che questionara
de istumbas deis anticus, deis eroisi, chi sono di proprio de una divinità, o nomini mitologico, come in Iolao. A un certo punto, in su quinto libro della fisica, cominciano a si domandare che sia possibile tornare in su passato prima del suo tempo. E proprio come ti va in sartus, quando ti mancai una mania, un incubo, o dormenti mali, o teniti ossessioni, bandano accanto dei tumbas dei eroi e dormenti 5 giorni e 5 notti. Non sono sceso che effettivamente dormiano 5 giorni e 5 notti o chi vunta i tumbas dei giganti, però già questo si onora di pensare. Pensai che questo monumento, poi antichi, non furono scelti luoghi onde ponni immortos, ma pure santuari onde andai a pregare. In soro de questo brano de Basarto, dove esti sunuragi e Eloi. Sunuragi e Eloi esti fatto de due maniere differenti, una prus antica e una più nuova. La parte prus antica esti sicuramente un proto-nuragi. E stannai questi nuragi che sono stati fatti entro su 1900 a.C. e su 1700 a.C. Tenere di fatti un passadizzo di forma rettangolare e esti sa parte prus de rutta. A un disegno invece sa doessi sa parte più nuova. Esti un nuragi trilobao. E stannai un nuragi che tiene 3 turri perimetrali e una torre centrale che dinanta mastio. S'ingresso principali in moi a Carrajao, poiché funte a rutas espertas dei spranus artus, però vorrei esibire un vagus architravi, che si narra che in cui doiessi senna può entrare in su cortili. Su chi vorrei esibire, in moi, esti quest'entrata che si permette di andare a intrusu de questa torre, sa torre che este facci de oprecitroju. E esti questa sicuramente meglio allocata. Su nuragi non sta solo, dove esti una vita nuracesa che andai a avere a intrepagu tempus. Si entrausu a intro de sadurri chi tenneri s'unico obertura de dotto sunuragi. C'è si denai però che questa apertura è stata fatta in un secondo momento, forse si pruso manco in su 1300 a.C., quando sunuragi, mancando un momento di abbandono, tenere a bisogno comunque di essere disponibili a sa gente. E sicuramente s'altra parte vera sderrutta, anti decidio di avere su muro poi vai questa entrata. Entrata che è pittichedda, ma comunque sa fare anci passare uno pros ominis. Questo apposento è manno pruso manco 10 metri su di diametro e tenere una nicchia surpa e un'altra invece che tenere su vano scala che tenere uno scanto de gradino che vi permettianta de lompi vinzas a su bastioni. E la cosa più importante è che area allogao intatta
Sagrovettura con sa classica tolos, fatta con aneddus de verda, che si serranta sempre di prusu, finzas a si serrai completamente con un'unica verda. In sa puntata chieniri, eus a scoperri sa regione de su Mandrolisai, in sa parti centrali de s'isola. Su sartu cosa sua, est ancora sa incontaminau e connottu meda po subinu Mandrolisai. Eus a comenzai de bire concasa, in su comunu de Sorgunu, chi cumprusu de 200 verda fittasa, esti su situ megaliticu prummannu importanti de tottu sa Sardigna. In Cunisi, eus avere puru sa cresia de Santu Mauro, con nota potennis sa rosoni prummannu de tottu s'isola, e po sa festa manna chi si fari d'ogni anno in maio. Accanto a sa cresia, si es amostai su grotto nuragi talei, fatto a singhizzu de sedadi nuragesa. E ho visitato pure sa vita de Sorgunu, a un di doiari ancora sa stazione ferroviaria de su 1800. Poi accabai, si es andato in sa biddicedda graziosa de Allai, a un di doiesti sa domu dell'Inna in una matta, s'unico in Sardegna e posta proprio accanto de su Rumini. Sempre in Allai, si es passato a bere su ponte de Dadia romana. Poi questa puntata è tutto. Si salurausu, si torrausu graziasa e si cumbirausu a si sichiri in sa prossima puntata. Questa attività è stata realizzata con s'aggiuto della Regione Sarda, in prentas 2020-2021, lei è regionale 22, del su 2018, articolo 22.